Amiche e amici dell'hockey su pista, la più cordiale buonasera da Nicola Maragnin, qui in diretta dalla Pala Vaccari di Montecchio Precalcino. Tra qualche istante i padroni di casa dell'hockey Montecchio Precalcino incroceranno le stecche con l'hockey Trissino in un match valido per la 16ª giornata del campionato 102 di hockey su pista, categoria A2. Allora diamo subito un veloce outlook a questa sfida, tantissimi i temi, due formazioni che chiaramente stanno facendo un percorso simile in campionato, così come del resto, insomma molte delle squadre che stanno contendendosi questi 4 posti per i playoff e per scongiurare il rischio di una retrocessione, diciamo che tolti gli estremi, da una parte Braganza che sta facendo praticamente un campionato a sé in testa alla classifica e l'hockey Pico Mirandola che è desolatamente ultimo a 0 punti, ci sono praticamente tutte le altre che vanno dai 33 punti del Correggio ai 14 dell'Amatori Modena. Montecchio è a quota 20, attualmente in quarta posizione, attenzione però al Trissino dei giovani con 17 punti. Allora, come la liturgia prevede, innanzitutto diamo lettura delle formazioni, non prima però di aver salutato Davide Meneghello alla regia e Carlo Dalla Valle alle immagini. Partiamo per ospitalità con i ragazzi di Denis Boscaro come allenatore. C'è un errore nella grafica, comunque appunto c'è un errore nella grafica perché fondamentalmente non hanno preso la grafica ufficiale. Eccola qui. Allora, prima magia di Davide Meneghello di giornata. Allora, allenati da Denis Boscaro, il Trissino schiera Alessandro Rubega con il numero 1, Luca Fortuno con il numero 2, Andrea Tognetti con il 3, Nicola Scarpinelli con il 4, Francesco Tognetti con il 5, Simone Ceretta con il 7, Gioele Lazzari con il 9 che è anche il capitano, Edoardo Boscaro con l'11, con il 12 Giovanni Lanaro e con il 10 l'altro portiere Ray Flaminio. Rispondono i biancoverdi di casa allenati da Martin Hinestar con il 26 Marco Zanfi, con il 5 Franco Giuliani, con il 9 Nicola Pozzo, con il 7 Filippo Tiella, con il 23 Riccardo Toniazzo, Michele Dalla Valle con il 44, Gianni Carraro con il numero 12, Nauel Calvo con il 22, Andrea Dalla Valle con il 73 e Riccardo Pozzato, l'altro portiere, con il numero 10, allenati, come ho spoilerato prima, da Martin Hinestar. Sempre convalescente a bordo pista Davide Zanini, lo vediamo lì appostato vicino all'altro cancelletto che dà sull'uscita qui al Pala Vaccari. Eccolo qui inquadrato anche da Carlo Dalla Valle, come vedete ne avrà ancora per un bel po', insomma, per quella distrazione alla spalla. Allora, come anche la speaker qui alla Pala Vaccari sta facendo praticamente la stessa cosa che abbiamo fatto noi con la lettura delle formazioni. Le squadre si sono già incontrate all'andata, ovviamente con un risultato abbastanza sorprendente. Il Trissino che ha giocato come del resto il Montecchio Precalcino la Coppa Italia, non è andata bene per le due formazioni, però la formazione di Boscaro ha iniziato a carburare e all'andata si portò a casa la sfida al Paladante con un 4-3, insomma una partita abbastanza strana. Ricordiamo, è stata un po' la terza vittoria in campionato dopo il 7-2 sul Seregno agli esordi e poi sempre tra le mura domestiche per 5-2 con il Pico. Poi appunto, come ho detto, 4-3 per il Trissino nella sfida giocata ancora il 4 gennaio scorso. Vediamo anche i fischietti. Sono il signor Davide Marcolin di Lusiana, coadiuvato al tavolo dei refertisti da Niccolò Pavan di Fara. Allora, scambio i convenevoli. Allora, direi che abbiamo espletato praticamente tutte le pratiche di pre-partita. Allora adesso si attende solamente che le formazioni guadagnino il centropista, i
quintetti, vediamo se c'è già la possibilità di trovare i quintetti. Per ora ancora non abbiamo questa fortuna, perché adesso le formazioni sono tutte quante strette per farsi forza in vista dell'inizio di questa partita. Vediamo già anche Montecchio a trazione argentina con Nahuel Calvo, Franco Giuliani, Nicola Pozzo e Andrea Della Valle. Vediamo chi sarà il portiere nel frattempo di Trissino. Vediamo che sarà proprio Ray Flaminio, se non vado errato, a iniziare la sfida. Il numero 10 appunto inizierà la partita con appunto con la difesa dei pali. Allora, sembra tutto pronto qui al Palavaccari. Signor Marcolì aspetta appunto che torni tra i pali appunto Flaminio. Ma sembra tutto pronto. Abbiamo anche i 5 di Trissino con appunto Ray Flaminio, Tognetti, Andrea, poi Francesco Tognetti, il fratello, Gioele Lazzari con il 9 ed Edoardo Boscaro. Allora, vediamo che è iniziata la partita, quindi giù il gettone. Allora, Lazzari lambisce già il palo alla destra di Marco Zatti, riparte in avanti Montecchio con Nahuel Calvo, sempre il capitano Gioele Lazzari che scarica per Tognetti, eccolo lì con il numero 3, Andrea Tognetti, all'indietro per Edoardo Boscaro, sempre qui sotto la nostra postazione per Lazzari, ancora Boscaro in 11, attenzione ai blocchi, fallo di squadra, il primo appunto con Tognetti che fa deragliare Franco Giuliani, si scambiano un gesto di intesa i due, primo fallo di squadra a carico di Trissino. Allora Nahuel Calvo, in avanti l'argentino Nahuel Calvo, che insomma per chi si mettesse in ascolto solamente adesso, ricordo che in questo campionato 24 gol in 14 partite, niente male, direi l'impatto del San Juanino ex Estudiantil a favore di questa annata per ora positivissima da parte di Montecchio. Allora, si ripartirà ora con la rimessa trissinese, Boscaro per Tognetti, ora Lazzari circonnaviga i pali di Zanfi, cerca un'idea, la trova qui indietro sempre da Tognetti, scambiano i due, Gioele per Boscaro, ancora Gioele Lazzari, sempre per l'11, Edoardo lascia partire un tiro intercettato dall'altro Tognetti, Francesco, allora sgasa in avanti Nicola Pozzo, bene per Franco Giuliani, tiro largo, nulla di fatto, avremo modo poi con Davide Meneghello, quando l'inerzia della partita ce lo consentirà, anche di darvi un outlook sulle altre sfide di giornata. Per la cronaca nella trottola dei riposi oggi è Valdagno che non scende in pista, tutte le altre si affrontano questa sera. Abbiamo già un risultato con il Tienix imposto 7-1 sul Puico, e allora ritorniamo qui in diretta con Franco Giuliani, passaggio tiro per qualcuno dei suoi, Nahuel Calvo, ancora per Nicola Pozzo, in avanti il Montechiese, ora all'indietro per Franco Giuliani, combinano i due argentini, Franco Giuliani mette a sedere mezza Trissino, lascia partire un tiro, pallina sempre bianco-verde, due stecche trissinesi sul ragazzo di San Juan, blocco lì con Gioele Lazzari, allora Tognetti in avanti per il fratello, Francesco per Andrea, Francesco richiama la pallina lì in mezzo, appostato sempre Boscaro con l'11,
papà Denis in panchina. E allora Lazzari lascia partire una bomba, attenzione, con un fischio da parte del signor Marcolin che ferma il gioco e ora confessa Tognetti che aveva commesso una scorrettezza che vale il secondo fallo di squadra a carico di Trissino. Franco Giuliani in avanti, blocco di Nicola Pozzo proprio su Tognetti, alza il radar e il 5 preferisce alleggerire per il Ventidos. Allora sempre Franco Giuliani, due stecche, hanno capito quelli di Trissino che è meglio non far tirare quel signore lì con la maglietta numero 5. È una soluzione questa che abbiamo visto spesso in questo campionato, con Franco Giuliani si accentra e lascia partire il tiro, anche 7 giorni fa con Valdagno colpì un palo che sta ancora tremando. Boscaro in avanti, contrastato da Andrea Dalla Valle, sempre Tognetti, bene Nahuel Calvo su di lui, velocissimo il ragazzo di San Juan, si infrange la sua azione sulla difesa di Trissino, bene azione questa comandata da Capitan Lazzari, però scatena il contropiede con Andrea Dalla Valle che ha qualcosa da dire anche al signor Marcolin. In avanti Tognetti, fischia e ferma tutto il signor Marcolin. Cerchiamo anche di dare qualche skill di Francesco, di Andrea Tognetti. Andrea che per lui quest'anno nel campionato sono 7 i gol su 14 convocazioni, a segno anche nell'ultima di Trissino contro la capolista Breganze, persa per 7-3. E allora Andrea Dalla Valle per Franco Giuliani, Boscaro su di lui, in avanti il 5, dal nulla si crea una piccadigna, però viene bloccata dalla difesa di Trissino. Nahuel Calvo bene con gioco di sponda sempre per Franco Giuliani, particolarmente attivo è il 5, diagonale per la verità centrale, nessun problema per Ray Flaminio. Nicola Pozzo a tu per tu con Andrea Tognetti. Stavo dicendo appunto Andrea a segno nel 7-3, nel 3-7 casalingo di 7 giorni fa al Paladante contro la capolista. Lazzari in avanti proprio per Boscaro, fermato in qualche modo da Nicola Pozzo, dice di rialzarsi il signor Marcolin, in avanti Nahuel, classica pattinata, circunnaviga i pali di Ray Flaminio, in mezzo bene per Andrea Dalla Valle che una smorfia dice stavo per combinarla grossa. Di nuovo Tognetti per Lazzari, ancora Andrea, tutti e due contemporaneamente i Tognetti in pista. Allora Andrea, il fratello è dall'altra parte, 22 sul cronometro alla fine dell'azione, se ne sono già andati 6 minuti di questo primo tempo, ancora 0-0 il risultato qui al Parevaccari, buona la presenza anche di pubblico sugli spalti. Trissino a condurre le operazioni di gioco, 5 secondi alla fine, blocca tutto Nicola Pozzo, parte in avanti il ragazzotto numero 9, Trissino ripiega, pallina che però lanciata da Franco Giuliani finisce nella parte non utile della rete, ci sarà ingaggio, alza due dita al cielo il signor Marcolin. Nel frattempo nessun movimento sulle panchine, che sono proprio qui sotto di noi, quindi intanto dobbiamo allungare la testa per vedere cosa succede qua sotto. I totem sono tutti e due spenti, quindi per il momento nessun time out. Partita che scorre rapida con sempre Trissino a guidare il possesso, si affida più che altro con Montecchio ai contropiedi, come in questo caso con Nahuel Calvo, fa correre veloce i suoi pattini. Franco Giuliani in mezzo, Franco contrastato da Andrea Tognetti, bene Ray Flaminio, allora gioco
di prestigio di Gioele Lazzari, subito in avanti, alza e schiaccia bene Zanfi, para con il gambale destro, Franco Giuliani ancora, fischia un fallo di squadra il signor Marcolin contro Montecchio per una scorrettezza di Nahuel Calvo. Aveva permesso al connazionale Giuliani di poter involarsi più agevolmente verso la porta di Re Flaminio. Bravo a fischiare qui il signor Marcolin. In buca d'angolo Nahuel Calvo contro Boscaro. Allora Franco Giuliani, bene, attenzione con il gol di Francesco Tognetti che sposta l'inerzia del match. Subito coincide questo gol anche con il primo time out chiesto da coach Diego Boscaro. Bravissimo Francesco, abbiamo anche rivisto qui dal replay di Davide Meneghello l'azione che ha portato Trissino a mettersi con il muso in avanti con Francesco Tognetti, che per lui quest'anno sono 14 gol in 14 partite di A2, anche debuttato Francesco in A1 con quella corazzata che sta ammazzando il campionato, che è appunto l'Hockey Trissino, in due partite, due occasioni contro sempre due partite al Paladante, Trissino Bassano dello scorso 12 gennaio e poi contro il Follonica sempre a gennaio il giorno 26. Importante dalla parte di Trissino che il gol sia arrivato in questo momento. Ha sfruttato Dennis Boscaro il suo time out per dare qualche accorgimento in più ai suoi. Dall'altra parte Martini Lestar, conosciamo bene, nonostante scorra sangue caliente nelle sue vene, solitamente nei time out invece cerca sempre di toccare le corde della tranquillità, della calma, per cercare di far passare qualche messaggio. Vediamo se ha ragione. Comunque sempre incursione di Trissino, sempre Zanfi a smanacciare in fondo. Si deve ripartire da quel punto lì con Gioele Lazzari per Francesco Tognetti, l'autore del gol, per il fratello Andrea. Veloce chiama Dennis Boscaro il giro palla, Nahuel Calvo contro Capitan Lazzari in avanti, fa sportellate Andrea della Valle, si crea un'azione, la conclude anche, era troppo però defilato, quindi Trissino cercano un triangolo i ragazzi in blu celeste, cade a terra Andrea e si tocca l'inguine con Andrea Tognetti, chiede subito scusa, ferma l'azione il direttore di gara, fischia il terzo fallo di squadra a carico degli ospiti, uno commesso invece dai locali. Quindi se ne sono andati i primi 8 minuti e mezzo di partita con Trissino in avanti, Nahuel Calvo cerca un'idea lì davanti, Franco Giuliani spintonato, così come il suo collega di maglia Andrea Della Valle. Coincide questo fischio con il fallo numero 4 a carico di Trissino. Siamo già a 4 falli per la formazione dell'altra vallata. Boscaro invita all'attenzione perché ha memoria che Montecchio sulle palle inattive trova sempre magari qualche spunto fantasioso per cercare di metterla dentro, e quindi ha chiamato veramente attenzione massima ai suoi ragazzi, tutti giovanissimi. Francesco Tognetti nel 2008, tanta roba, vivaio pazzesco quello di Trissino, con ora Andrea Tognetti. 18 secondi per concludere, ci pensa la stecca di Nicola Pozzo ad allontanare la minaccia, non è un'azione attiva, pertanto il cronometro di 45 continua a correre. La stecca di Flaminio segnala che ne mancavano 10, però riparte Montecchio, un po' disordinata ora la formazione di Martini Nestar, fa sportellate Nicola Pozzo, bene, si libera di Boscaro,
fallo di squadra ora per Montecchio, esce Boscaro ed entra in pista ora Luca Fortuna. Anche Luca, insomma, ragazzo di belle speranze, anche lui in classe 2008, per lui sostanzialmente in A2, 5 gol in 11 partite, però anche l'ultima marcatura in quella di Mirandola contro il Pico, che poi è stata anche la sua ultima convocazione. Cerca di piegare le mani nel frattempo Franco Giuliani con un tiro dei suoi. La pallina però viene toccata da uno di Montecchio, sarà rimessa a Trissinese. Fischio io, dice il signor Marcolini. Riparte in avanti Tognetti per Gioele Lazzari. Eccolo qui, Fortuna. Luca all'indietro per Tognetti. Per un momento mima il tiro, però attenzione. Passaggio, poi intercetta Montecchio, cerca di far ripartire il contropiede, riprende ora, attenzione, la pallina Nahuel Calvo, Andrea Dalla Valle da solo contro tutti, non si capisce con Franco Giuliani che è rimasto un metro indietro. Buona l'idea questa di Andrea Dalla Valle, aveva due opzioni, tirare o passarla a Franco Giuliani, ha deciso di passarla al Sinco che però non ha seguito la traiettoria, pertanto si riparte ora con Trissino in avanti. Lazzari, Tognetti, Francesco Tognetti, Andrea, sempre Gioele Lazzari, in mezzo il capitano, pallina in quota. Riparte ora Nahuel Calvo, due maglie trissinesi lì davanti, pressing altissimo da parte della formazione di Boscaro, in qualche modo Nicola Pozzo deraglia. In avanti Luca Fortuna, bene l'azione del numero 2, ferma tutto Marco Zanfi. In avanti Nicola Pozzo, ha qualche gatta da pelare, bene però l'azione insistita di Nicola Pozzo, prova a metterla in mezzo per Nahuel Calvo, apprezza il pubblico di casa, qua ci è andato vicino tanto così Montecchio dal gol del pari. Riparte Tognetti per Lazzari, il 9 capitano in avanti, circonnaviga il pari di Zanfi, all'indietro vediamo per qualcuno dei suoi, eccolo lì per Andrea Tognetti, blocco di Fortuna, Giuliani stoppa la pallina, sempre Lazzari, alza il periscopio, ora Tognetti, Andrea cerca un servizio per qualcuno dei suoi, 10 secondi, ferma tutto la difesa di Montecchio, allora riparte in contropiede con Andrea Dalla Valle, bene per Nahuel Calvo che si vede soffiare la pallina, però con l'ultima parte utile della stecca riesce a tirare, tiro che finisce largo, riparte Trissino in avanti, rientra anche Boscaro in pista e se ne esce per la prima volta in questa partita il capitano Gioele Lazzari. Attenzione, fallo di squadra, ora il numero 3 a carico di Montecchio, sempre 4 i falli per Trissino, si scambiano una stecca Boscaro e Calvo, sportività. Se ne è andato il primo quarto di gara, Boscaro per Francesco Tognetti, pallina che passa davanti alla porta di Marco Zanfi, gioco di gamba da parte di Franco Giuliani, attenzione al contropiede, 2 contro 3, lì arriva la cavalleria per Trissino, in avanti Boscaro, capisce tutto Nicola Pozzo, Nicola cerca un'idea lì davanti, fermato in buca d'angolo da Fortuna e Tognetti, riprende la pallina Luca, applaudito da tutta la panchina di Trissino, eccolo qui il 2 per il numero 4, è entrato anche Nicola Scarpinelli, cognome che da queste parti suscita sempre dolci ricordi, Carlos papà, pallina che
vola troppo alta, dice il signor Marcolini. Stavo dicendo appunto Carlo Scarpinelli, papà, qui a Montecchio ha allenato, ha giocato, ora lo vediamo impegnato con i veterani a farsi qualche bella domenica in compagnia, allena anche le giovanili a Trissino. A proposito di Trissino, Boscaro fermato da Nahuel Calvo, in avanti Nahuel, bene per Andrea Dalla Valle, la pallina resta lì e attenzione, Nahuel Calvo distinto, cerca il tiro, la pallina finisce lì dietro la porta di Ray Flaminio, si dovrà ripartire con un ingaggio. Partita vivace, ma è sempre Trissino ora in attacco con Carpinelli. In avanti Nicolas, 2 maglie bianco-verdi su di lui, gli dà una manforte Luca Fortuna, nel traffico riesce anche a tirare, vuole ripartire e rigiocare per qualcuno dei suoi. Tognetti, blocchi dappertutto lì davanti, sempre Carpinelli, ora Fortuna, corrono tantissimo quelli di Trissino. Inerzia del match che dal primo minuto vede proprio la formazione di Dennis Boscaro comandare, si affida più che altro ai contropiedi Montecchio, come in questo caso, magia di Franco Giuliani, ha atterrato, il direttore di gara non fischia il fallo, fischia invece l'interruzione del flusso della partita perché ha toccato proprio con i suoi piedi la pallina, quindi si deve ripartire con il possesso trissinese. Boscaro per Francesco Tognetti, combinano sempre i due. Boscaro, sempre Edoardo sulla pallina, Edoardo in mezzo e sembra sia proprio un autogol questo di Nahuel Calvo. Per le statistiche sarà Edoardo Boscaro a finire sul tabellino dei marcatori, però forse come il replay di Davide Meneghello ci farà vedere, se si sembra proprio Nahuel Calvo che inavvertitamente segna il suo gol numero 25 però nella propria porta. E allora con la bava alla bocca Montecchio vediamo se cercherà di ripristinare il pareggio, però inizia a farsi leggermente in salita, insomma fa il suo piano per adesso, con Trissino a guidare per 2-0. Questo per Edoardo Boscaro è il gol numero 10 in A2 in 14 convocazioni e anche Edoardo è andato a segno nell'ultima di campionato contro il Braganza, il Paladante, il 7-3 che ho già ricordato prima. Entra anche Riccardo Toniazzo che ora fa sportellate proprio con Fortuna dal nulla. Andrea Tognetti lascia partire il tiro. Era Francesco. Entra anche Simone Ceretta con il 7, quindi fa girare la sua squadra il coach Boscaro. L'altro Boscaro, Edoardo, in avanti, cerca la magia, interrompe tutto Franco Giuliani, malamente però in avanti per qualcuno dei suoi e riparte Trissino. Tanta confusione in pista oggi per Montecchio, squadra molto mobile quella di Dennis Boscaro, non permette di trovare riferimenti. La deraglia Franco Giuliani contro Edoardo Boscaro, si scambiano dicendo d'intesa i due, con Trissino che però è al quinto fallo quando mancano 8 minuti e 17 secondi sul tabellone e quindi anche alla fine del primo tempo. Nicola Pozzo per Franco Giuliani, c'è bisogno della sua garra per raddrizzare questa partita, c'è tutto il tempo del mondo, ovviamente lo ricordiamo sempre, nell'hockey i minuti sono ere geologiche, però attenzione. Andrea Dalla Valle ora per Riccardo Toniazzo, perde la pallina, preferisce Andrea
presidiarla perché il signor Marcolì fischia l'infrazione dei 5 secondi, quindi ritorna tutta in difesa Montecchio, in avanti per Trissino solamente Fortuna, Carpinelli, pallina che tocca Franco Giuliani, Toniazzo e Giuliani si ostacolano a vicenda. Bene Carpinelli per Boscaro, l'autore del gol del 2. Luca per Edoardo, ora per Nicolas, in avanti per Simone Ceretta. Boscaro tenta il tiro perché mancavano pochi secondi, per la verità 8, ma ora ne mancano sempre meno perché il possesso è sempre trissinese. In avanti allora Andrea Della Valle, sgasa il 73, sempre Boscaro a metterci il fisico, guadagna comunque una rimessa il giocatore ex Breganze ed ex Teleamerica il Sandrigo. 7:04 sul cronometro alla fine del primo tempo. Franco Giuliani alza il periscopio, il 5 di San Juan per Riccardo Toniazzo, il 23 sempre per il 5. Bella l'azione di Franco che ha tentato di trovarsi lo spazio per tirare, si perde però nel nulla, riparte Trissino, sempre Carpinelli per Simone Ceretta, dietro porta proprio per l'Italo argentino. Fortuna chiama calma Denis Boscaro dalla panchina, l'altro Boscaro, Edoardo, butta in avanti, perde però la sfera, passaggio impreciso. Allora Riccardo Toniazzo con coraggio preferisce ripartire all'indietro proprio lì da Andrea Della Valle, sgasa il 73, gioco di stecca, 2 maglie blu-celesti su di lui, gli rubano la pallina e allora veloce Trissino in avanti, movimenti sulla panchina bianco-verde con Nahuel Calvo che è proprio lì vicino a Martin Kinestar, pronto ad entrare. Vediamo se il tecnico sanguanino lo butterà nella mischia nuovamente. Altra azione di Trissino pericolosa, la formazione blu-celeste. Boscaro per Ceretta. Il 7 all'indietro sempre per l'11, ora provo a giocare un po' con il cronometro. Franco Giuliani troppo frettolosamente svirgola la pallina e qua se l'è vista veramente brutta Montecchio. Infortunio di Giuliani, però sbroglia la matassa a Marco Zampi e allora il 5 non ci sta, con una magia sempre la pallina resta lì. Franco all'indietro per Riccardo Toniazzo, Nicola Pozzo per Riccardo, pallina che finisce sugli spalti, per fortuna senza conseguenze, e coincide questa pallina buttata fuori con il primo time out chiesto da Martin Kinestar. Vediamo anche Nahuel Calvo che entra in pista, se ne esce Andrea Della Valle, anche noi ci fermiamo per 2 secondi. Ora Pozzo, qualche gatta da pelare, bene però l'azione insistita di Nicola, ferma tutto, la difesa di Montecchio, allora riparte in contropiede con Andrea Dalla Valle, bene per Nahuel, Boscaro fermato da Nahuel Calvo, in avanti Nahuel, bene per Andrea Dalla Valle, la pallina resta lì e attenzione Nahuel Calvo di sfida, più che altro il contropiede di Montecchio come in questo caso, magia di Franco Giuliani, Edoardo sulla pallina, Edoardo in mezzo! Troppo frettolosamente svirgola la pallina e passa. Stiamo anche per dare qualche risultato, Davide, con l'altra sfida che si sta giocando in contemporanea. Prima ho erroneamente detto che tutte le partite si sarebbero giocate oggi, invece ce ne sono 2, Breganze Scandiano e Correggio Modena, che si giocano domani. L'altra sfida in contemporanea è proprio quella
di Seregno con il roller di Bassano che sta vincendo per 3-2 sulla formazione di coach Giaroni, così come risultato positivo in trasferta per la squadra ospite qui al Palevaccari con il Trissino che sta vincendo per 2-0 quando mancano 4:19 sul cronometro alla fine del primo tempo. I ragazzi terribili di Dennis Boscaro, prima con Francesco Tognetti e poi con Edoardo, hanno messo il doppio vantaggio su Montecchio. Montecchio che deve ancora trovare la quadra del cerchio. Nahuel Calvo, per la verità insomma, ripeto, per gli annali il gol è di Edoardo Bosco, però abbiamo visto chiaramente la deviazione sfortunata di Nahuel Calvo. Eccolo qui, il 22 non ci sta, pallina che a mio avviso viene toccata da uno di Trissino e dello stesso parere anche il signor Marcolin. Applaude il pubblico qui al Palevaccari, veramente buona la presenza di pubblico qui al palazzetto. Non si capiscono Giuliani e Toniazzo, allora ne approfitta in qualche modo Trissino, passaggio sbagliato proprio di Carpinelli per Riccardo Toniazzo, riparte Edoardo Boscaro per Luca Fortuna che sta trovando minuti importanti, il numero 2. Si distriga nel traffico proprio Luca. Ceretta all'indietro qui per Carpinelli, Nicolas in avanti trova la maglia e la stecca amica di Luca Fortuna. Gioco di sponda ora di Montecchio per alleggerire in difesa, pallina che resta sempre lì. Mancano 167 secondi alla fine del primo tempo, con Ceretta, Simone Scasi in avanti, il numero 7, controllato, body check con Franco Giuliani, osso duro e il 5 quando si mette così. Nahuel Calvo, grandissima partita difensiva da parte di Edoardo Boscaro che gli soffia la pallina. Franco Giuliani, sempre Fortuna, intercetta il tiro, Boscaro per Fortuna, accompagnato all'uscita da Nicola Pozzo. Ora 2 maglie bianco-verdi con un fallo, dice il signor Marcolin, e il fallo numero 4 a carico di Montecchio, sempre a 5 Trissino. 37 secondi sul cronometro per finire l'azione d'attacco da parte di Trissino, 2:07 sul cronometro per determinare la fine del primo tempo. Allora, sempre Carpinelli, Nicolas bene per Fortuna, cicca la pallina, riparte Riccardo Toniazzo, Franco Giuliani in avanti il 5 da dietro Boscaro, ora gioco a 2, Fortuna e qui Luca Fortuna non ha fortuna, scusate il gioco di parole, perché prende proprio una traversa baciata dal tiro che aveva spiazzato Marco Zanfi. Pallina ora lanciata da Nahuel Calvo, coincide questo fischio con il secondo time out chiesto da coach Boscaro e anche io mi fermo per 45 più 15 secondi. Troppo frettolosamente svirgola la pallina e passa le viste Boscaro, ora gioco a 2, Fortuna Finisce il time out di Trissino, però un focus sulla panchina di Montecchio con Martin Ginestar e Michele Trovadore che hanno dispensato consigli in fase offensiva per i propri giocatori.
Michele Trovadore, allenatore in seconda qui a Montecchio, anche nel board di Sandrigo. Qualche partita è comparso anche come allenatore proprio per la formazione di A1 del Telea Medical. Fischia qualcosa il signor Marcolini, dice che bisogna ripartire da quel punto lì, quella pallina blu celeste. Carpinelli per Ceretta, è entrato di nuovo in pista Capitan Lazzari, qui per Edoardo Boscaro, sempre l'11 per il 9 per l'11. Ultimo giro di lancette già iniziato qui al Panevaccari, 48 secondi alla fine del primo tempo. Ceretta perde la pallina, Riccardo Toniazzo, attenzione, ritorna sempre in possesso Montecchio, Nicola Pozzo, difesa altissima con 3 giocatori a mo' di diga, quindi non ragiona Montecchio in fase di impostazione, non ci sono blocchi, quindi è costretto sempre a ripartire da lì. Passaggi in orizzontali improduttivi, mancano 17 secondi al termine della prima frazione di gioco, riprende il possesso Capitan Lazzari d'esperienza, Gioele. E ora Simone Ceretta per un momento vuole giocare con il cronometro, poi si ravvede, se la porta in avanti in una zona più sicura e come sentite il sottofondo suona la sirena qui al Panevaccari con le formazioni che vanno a riposo sul punteggio di 2-0 in virtù dei gol segnati da Francesco Tognetti e da Edoardo Boscaro. A me non resta altro che darvi appuntamento fra 9 minuti e 40 secondi esatti per raccontarvi il secondo tempo di questa 16ª di A2 tra Montecchio Precalcino e Hockey Trissimo. Ferma tutto, la difesa di Montecchio, la riparte in contropiede con Andrea Dalla Valle, bene per Nauel, Boscaro fermato da Nauel Calvo, in avanti Nauel, bene per Andrea Dalla Valle, la pallina resta lì e attenzione Nauel Calvo di sfida, più che altro il contropiede di Montecchio come in questo caso, magia di Franco Giuliani, Edoardo sulla pallina, Edoardo in mezzo, troppo frettolosamente, svirgola la pallina, il passe l'è visto, Boscaro, ora gioco a 2, fortuna, fortuna! Abbiamo imparato che piccoli gesti fanno la differenza. Anche con il cancello di casa è possibile farlo. Scopri le automazioni Beninca a risparmio energetico. Beninca, la casa buona. Trova il tuo installatore sulla casabuona.it.
We all sustain the planet by using certified raw materials sourced from sustainably managed forests, fueling our plants with renewable energy that we also make available to our team members. This is how we all sustain the future. Palladio Group. CESFAV, Centro Servizi Funebri Alto Vicentino, Agenzia di Marano Vicentino, via Vittorio Veneto 25. Info su cesfav.it. Luca Fortuna. Ripartiamo qui in diretta dalla Palavaccari. Per chi si mettesse in ascolto solamente adesso, Trissino sta conducendo la sfida per 2-0 sul Monte Caprecalcino. Ne approfittiamo prima che il signor Marcolini dia l'avvio al secondo tempo, anche per dare qualche risultato del girone, con il Seregno che sta perdendo per 4-3 tra le mura domestiche contro il Roller di Bassano. È l'unica partita in contemporanea della 2 girone A. Dall'altra parte invece hanno giocato il Castiglione con il Camaiore. Il Castiglione si è imposto per 6-1 sul Camaiore che sfiderà Tiene nella finale di Coppa Italia fra 8 giorni in quella di Trissino. E attenzione,
facciamo neanche ora rientrare in diretta con la formazione di Denis Boscaro, che nella prima proiezione offensiva, dopo aver rubato la pallina a Montecchio, a 8 giorni in quel si porta sul 3-0, alza 3 dita al cielo il signor Marcolin, certifica che è stato Andrea Tognetti a segnare il gol del 3, quindi partita che riprende ancora di più in salita per la formazione di Inestar, che ora si trova a dover scalare un piccolo mortirolo con 3 gol. I ragazzi di Boscaro non si fermano, sentono l'odore del sangue. Ora vediamo se ora Montecchio riuscirà a darsi una scossa con fallo di squadra, numero 6 a carico della formazione trissinese. 5 sono i falli di squadra per Montecchio. Franco Giuliani nel retroporta, combinano i due argentini, attentissimi i ragazzi di Boscaro in fase difensiva, libera il tiro Nahuel Calvo, si aiuta anche con un fallo, parità per quanto riguarda la contabilità disciplinare. Il display invece dei punti dice a chiare lettere Trissino 3, Montecchio 0. Stiamo appunto parlando di vari risultati, poi qualche sorpresa anche in A1 con Lodi che sta vincendo per 2-0 sul Trissino, Grosseto e Valdagno sul 2-2, Giovinazzo che sta anzi ha portato a casa la partita contro la CGC. Allora lì nel traffico nel frattempo Franco Giuliani con Lazzari e il 5 alla meglio in avanti, perde una pallina Andrea Dalla Valle, riparte Tognetti Andrea, triangolo con Carpinelli e il fratello Francesco, sempre quest'ultimo con la pallina tra la stecca, libera il tiro. Dice il signor Marcolini che la pallina è troppo alta, si deve ripartire da quel punto lì. Doccia fredda per Montecchio proprio all'alba di questo secondo tempo, con il terzo gol messo a referto dai ragazzi terribili di Denis Boscaro. Questo è sicuramente un tema, con Trissino che ha sempre pigiato sull'acceleratore, Montecchio trovata impreparata proprio con queste proiezioni offensive, e ora si trova sotto di ben 3 reti. Ora pallina alta anche da questa parte con Trissino, alza il periscopio Gioele Lazzari, bene Andrea Tognetti, Dalla Valle su di lui. Ora Montecchio deve affidarsi anche alla sua esperienza, anche all'esperienza di questo signore qua, numero 5. Per adesso a polveri bagnate l'attacco di Montecchio, però ci pensa, eccolo lì, Andrea Dalla Valle, l'abbiamo proprio chiamato. Ci vuole l'esperienza del 73, il 73 risponde con un gol dei suoi di rabbia, scarica alle spalle di Ray Flaminio, e quindi Montecchio riduce il gap quando se ne sono andati 2 minuti e 26 secondi dall'inizio del secondo tempo. Vediamo se assisteremo ad un'altra partita d'ora in avanti, con Montecchio raddoppia, bene Giuliani per Calvo, all'indietro per Andrea Dalla Valle, tiro accompagnato, Lazzari fa buona guardia, Tognetti, duello fra 5, la vince quello di San Juan, sempre Nahuel Calvo, la pallina per Franco Giuliani, viene strozzata tra stecca e parquet, finisce alta, si dovrà riprendere da quel punto lì con nel frattempo Ray Flaminio che ne approfitta per pulirsi la visiera, con Rubega che gli dà manforte. Sempre solidarietà tra colleghi di reparto, con Ray Flaminio che ora si disseta. Franco Giuliani osserva, impaziente, vuole ripartire prima possibile il 5. Il tempo ora è fermo, però manca ancora una vita e mezza alla fine della partita.
Montecchio ci ha abituato in questo campionato molto spesso a fare dei secondi tempi particolarmente interessanti dal punto di vista della garra, visto che si parla soprattutto argentino da queste parti. E ora sportellate, Nahuel Calvo contro Francesco Lazzari, gioco di stecca dice il signor Marcolin, pallina trissinese, fiscalissimo il fischietto di Lusiana. Lazzari dalla valle su di lui, preferisce portarsi la pallina fuori, grande azione di pressing offensivo da parte di Andrea Della Valle che induce il capitano trissinese all'errore. Nicola Pozzo, sempre per Andrea Della Valle, riparte dalle retrovie per Franco Giuliani e il 5 in avanti lascia partire una bomba che resta in pista. Bravo Rai Flamino ad aprire il guantone. Dalla Valle si guadagna anche un fallo di squadra, attenzione, è il 7. Mancano 21 minuti e mezzo alla fine della partita e tutto lascia pensare che i falli continueranno a lievitare, come visti nel primo tempo, ne sono stati fischiati ben 10. Nahuel Calvo per Andrea Della Valle, Andrea per Franco Giuliani. Franco Giuliani, fratello impegnato a Grosseto, ha anche segnato il gol dell'1-0. Andrea Della Valle in buca d'angolo, 2 stecche trissinesi su di lui, bene Franco Giuliani però con un fallo, dice il signor Marcolin. La pallina dovrà andare lì in fondo, non è particolarmente d'accordo il pubblico qui al Pala Vaccari, fatto sta che si deve ripartire da quel punto lì con Trissino in possesso. Lazzari in avanti, pressing altissimo ora di Montecchio con Franco Giuliani, all'indietro per Nahuel Calvo, vediamo se il ragazzo sanguanino riesce in qualche modo a liberarsi, però con un ingaggio fischiato dal signor Marcolin. Abbiamo visto insomma un giocatore di Trissino finito a terra, forse qui poteva starci anche un fallo a carico del numero 22. Franco Giuliani dal nulla tenta il tiro, pallina che finisce fuori, è troppo alta, dice il signor Marcolin. Si riparte con Trissino in avanti, Tognetti per Carpinelli, Nicolas ha un osso duro in Andrea Della Valle, Nicola Pozzo, attenzione qua, miracolo di Marco Zanfi che blocca la pallina, qua se l'è vista veramente brutta Montecchio con un tiro che è stato controllato dal portierone numero 26 Franco Giuliani. Transizione in avanti albiceleste con Nahuel Calvo, Gioele Lazzari, Giuliani controlla Carpinelli in avanti, il 5 Franco Giuliani si mette in proprio, fatturato decisamente non buono. Tognetti, Andrea in avanti, si porta a spasso mezza Montecchio, Carpinelli capisce tutto, Andrea Della Valle decripta il messaggio come pericoloso, troppo frettolosamente in avanti per Nahuel Calvo, chiede un po' troppo dalle doti di sprinter del 22. E allora l'altro Tognetti, Francesco, Nicola Pozzo, Veronica del 9, vede con la coda dell'occhio Andrea Della Valle, ottima l'azione di Montecchio che vede volare letteralmente Nahuel Calvo, resta a terra sconsolato il 22, ferma tutto il signor Marcolin, tira fuori dalla tasca un cartellino giallo che andrà davanti al naso di Michele Crovadore, ammonizione verbale o warning che dir si voglia. Vediamo anche con il replay di Davide Meneghello, azione di Andrea Della Valle, Nahuel Calvo tira, poi contrasto con Tognetti, vola, ma materiale per i moviolisti.
Pallina a Montechiese, Giuliani per Nahuel Calvo, Nahuel per Pozzo, Nicola Pozzo, pallina accompagnata, si ostacolano dalla valle Nahuel Calvo, c'era di mezzo anche Edoardo Boscaro che riceve la pallina, la passa per Andrea Tognetti, la riceve nuovamente Edoardo, Franco Giuliani sente che la pallina poteva finire dalle sue parti, Andrea Dalla Valle, anzi no, Nahuel Calvo si guadagna un fallo e Trissino va a un fallo dalla luce rossa. 8 i falli di squadra per la formazione di coach Boscaro, 7 per quella di Martin Hinestar, 18:48 alla fine del match. Franco Giuliani contro Tognetti, duello fra 5. Andrea Dalla Valle per Nahuel Calvo, aspetta l'incursione del suo compagno di squadra, bene per Nicola Pozzo, miracolo della difesa trissinese, finisce a terra Nicola Pozzo, va tutto bene per il direttore di gara. Lazzari per Andrea Tognetti, ancora Gioele, in avanti il 9, Capitano, si alza troppo la pallina, dice che la rimessa sarà Montechiese, il direttore di gara. Nahuel Calvo per Nicola Pozzo, ancora il giovanotto numero 9, lì per Franco Giuliani. Franco vede bene Andrea Dalla Valle, in mezzo la pallina non filtra perché, anzi sì, però viene disinnescata la minaccia da parte di Trissino. Ora Nahuel Calvo, botta del 22, sono 10 secondi per riportare la pallina su. Franco Giuliani alza il periscopio, Dalla Valle, Pozzo, Calvo, 6 secondi alla fine dell'azione utile. Nahuel Calvo, 3 stecche trissinesi su di lui. Francesco Tognetti, ancora Nahuel Calvo, bene per Andrea Dalla Valle. Andrea Dalla Valle, blocco, fallo di squadra numero 9, si accende la luce rossa sul totem di Trissino, ma anche quella verde del time out, e allora ci fermiamo anche noi per 60 secondi. Di Trissino, e attenzione, adesso a polveri bagnate l'attacco di Montecchio, però ci vince quello di San Juan. Sempre Nahuel Calvo, la pallina di Nicola Pozzo, attenzione qua, miracolo di Albi Celeste con Nahuel Calvo del 9, vede con la coda dell'occhio Andrea Dalla Valle, ottima l'azione, aspetta l'incursione del suo compagno di Cari con squadra bene per Nicola Pozzo, miracolo. Franco Giuliani ferma tutto Flaminio, sempre il classico duello fra 5 tra Francesco Tognetti e Franco Giuliani. Gioele Lazzari in buca d'angolo, dice che sono passati i secondi, quindi la pallina sarà a Montechiese. Franco Giuliani all'indietro per Nicola Pozzo, bene per Andrea Dalla Valle sulla corsa, servito il 73. Ora attenzione ai falli di squadra perché per Trissino il prossimo sarà punizione di prima. Botta spaventosa di Franco Giuliani, sempre Andrea Dalla Valle, controllato da stecche trissinesi. Nahuel Calvo, vediamo se riparte da lì. Nahuel Calvo ha il suo bel da fare con la pallina che finisce lì, e ora sarà rimessa a Montechiese, pallina alta.
Sulla pallina Andrea Della Valle, vediamo se libera il tiro Franco Giuliani o ci sarà un'altra opzione. Franco Giuliani, mamma, cerca e trova un angolino, però bravo qui Ray Flaminio. Nicola Pozzo per Nahuel Calvo in mezzo per qualcuno dei suoi, pallina che resta lì. Riparte Trissino con Francesco Tognetti, ora per Edoardo Boscaro. Fortuna è entrato in pista, sempre Edo in avanti, bene, fermato con un fallo di squadra da Nicola Pozzo. E anche Montecchio va a quota 8, attenzione, anche Montecchio ad un fallo dalla luce rossa. Marcolin, con un tiro dal nulla a Tognetti, la pallina non entra. Franco Giuliani, Nahuel Calvo, bene per il 5, a sportellate Franco con Gioele Lazari, fallo di squadra. Ed è il 10º, la panchina di Trissino non ci sta, abbiamo sentito un coro con il no che ha accompagnato il fischio del direttore di gara. E attenzione, questo potrebbe essere un turning point con Trissino che beneficerà di una punizione di prima. Sulla pallina presumibilmente Nahuel Calvo, ora il ragazzo montechiese. Nahuel con 24 centri, Nahuel una percentuale del 44%, 4 punizioni di prima su 9 realizzate, vediamo se ritornerà al 50%. Scende il silenzio, si attende solo il fischio del signor Marcolin, che arriva ora. Nahuel Calvo, gancio contro gancio, guarda negli occhi Ray Flaminio e insacca alle spalle del portiere numero 10. Gol numero 2 per Montecchio, gol numero 25 per Nahuel Calvo. Ma soprattutto la bella notizia dalle parti di Finestar è che ora Trissino è in vantaggio sì, ma solo di un gol, dopo aver visto il baratro all'inizio ripresa con un parziale di 3-0. Montecchio è riuscita a raddrizzare parzialmente la sfida e ora un gol solamente per riprendere i ragazzi di Dennis Boscaro. In avanti Franco Giuliani, magia del 5 del San Juan, per un amen non riesce a mettere a referto il suo nome, Nicola Pozzo, bene per Franco Giuliani. Allora garra del 5 per Nicola Pozzo, frangiflutti con Tognetti, sempre Nahuel Calvo, diagonale troppo largo. Gioele Lazari, asfissiante il pressing in fase offensiva di Montecchio, che dà i suoi frutti con Andrea Della Valle, alza il periscopio il 73, pallina che resta sempre lì nell'angolo. Franco Giuliani, Gioele Lazari, a sportellate i due. Franco Giuliani chiede un po' troppo delle sue doti di dribbling, pericolo per la formazione di casa, sfera sempre trissinese, attenzione con fortuna Tognetti, pallina e gioco da terra, ora fischiato a carico della formazione blu-celeste. Riparte Nahuel Calvo, pallina finisce troppo alta, rimessa trissinese, eccolo lì anche il signor Marcolin conferma la mia lettura, pallina alta, rimessa trissinese. Boscaro per Lazari, pallina che finisce addirittura a Luca Fortuna lì in fondo. Luca per Gioele Lazari, Edoardo Boscaro,
all'indietro sempre per il capitano. Combinano i due, ancora 21 secondi utili per finire l'azione d'attacco. In avanti Edoardo, si trova Nahuel Calvo regolarmente, sempre il 22 contro il 2. Riparte Montecchio, bene Franco Giuliani per Nicola Pozzo, altrettanto bene per Nahuel Calvo e per Andrea Della Valle. Come direbbe Bruno Pizzul, che ci ha lasciato in settimana, tutto molto bello. A terra Franco Giuliani, Francesco Tognetti, ora Gioele Lazzari, all'indietro per Fortuna, Luca in avanti per Francesco Tognetti, il 5 contro l'altro 5 Franco Giuliani, trama interrotta da Nicola Pozzo che riparte ora. Il 9 di casa tenta il tiro con il guantone Ray Flaminio, possesso sempre montechiese, Franco Giuliani, diagonale cercava Andrea Della Valle. E ora a terra Francesco Tognetti con un fallo di squadra e il 9 per Montecchio, quindi luce rossa che si accende anche nel totem dalle parti di Crovadore e Hinestar. Boscaro e Fortuna sulla pallina, chiama la distanza il numero 11 Tressinese. Pallina che resta lì a sportellate Pozzo e Carpinelli. Ora Nahuel Calvo, ultimo quarto di gara. Nahuel per Andrea Della Valle, ancora Calvo, sulle sue tracce Gioele Lazzari. Andrea Della Valle, ancora Calvo, autore del gol del 2-3 su punizione di prima. Nahuel, poi con 10 tiri liberi segnarne 5 è una buona media, un 50%. Michele Della Valle fa il suo esordio in pista, mancano 6 secondi alla fine dell'azione, vediamo se ora tenterà il tiro, lo fa, però la pallina resta lì con dalla spazzatura Andrea Della Valle cerca di battere a rete, ci riesce anche, però la pallina resta ferma lì. Suona la sirena dei 45, San Marcolin va vicino a Ray Flaminio, ma le sabbie mobili del Paravaccari sembrano asciutte, dice non c'è niente. Il direttore di gara, probabilmente Ray, si era lamentato di essere scivolato. Boscaro un po' pericolosamente, Calvo, ingaggio. Hanno chiamato un fischio quelli di Trissino, volevano fare di squadra chiaramente per portare in bonus la propria formazione. Il direttore di gara invece ha alzato due dita al cielo, eccole lì, ingaggio. E ora il fallo di squadra, eccolo qui, è il numero 10 e sarà ora Trissino a beneficiare di una punizione di prima. Vediamo chi andrà sulla pallina. Sembra che gli indizi portino tutti quanti a Fortuna, a Luca Fortuna, quindi vediamo anche con Luca che questo è la sua prima punizione di prima che batte in questo campionato. Luca Fortuna sulla sfera, fischia il San Marcolin, ad una mano Luca Fortuna, vede Zanfi ma para il portiere ex Breganze, boato dagli spalti del Paravaccari, e anche fallo di squadra ora fischiato a carico della formazione trissinese. Davide Meneghello vi ha fatto rivedere poc'anzi il miracolo di Marco Zanfi, che ora tocca per Nahuel Calvo per cercare di alleggerire il pressing. Nahuel, blocco lì davanti di Andrea Della Valle che finisce a terra, si alza il pattino, la gamba nella caduta, e forse questo movimento inconsulto induce il direttore di gara a fischiare un fallo di squadra a carico di
Montecchio, 11 falli di squadra per Montecchio, 11 falli di squadra per Trissino, un totale di 22 falli di squadra. Direi niente male, partita vivace, ritmi belli alti, punteggio ancora in bilico, mancano 11 e 18 sul cronometro alla fine del match. Michele Della Valle a terra, fallo di squadra, semplice fallo di squadra. Volevano un cartellino blu quelli di Montecchio, pubblico decisamente contrariato dal fischio del signor Marcolin. Semplice fallo di squadra per il fischietto di Lusiana. Sulla pallina Nicola Pozzo, dietro di lui Michele Della Valle che riceve. Michele per Andrea Della Valle, ottimo il passaggio per Nicola Pozzo, capisce tutto Trissino con Lazzari e Andrea Fortuna, e ci sarà un rigore a carico di Montecchio. Furibondo Martin Hinestar gli fa eco. Michele Crovadore, animi agitatissimi qui sotto la nostra postazione, e sarà ora Edoardo Boscaro sulla pallina, per lui un 25% di realizzazioni dai rigori, 1 su 4. Edoardo Boscaro contro Marco Zanfi. È tutto pronto qui con Edoardo Boscaro, tira, palo interno, la pallina esce, nulla di fatto, ancora Boscaro sulla sfera, sbroglia la matassa, se l'è vista veramente brutta Montecchio con prima un tiro diretto libero sbagliato da Fortuna, ora con il rigore sbagliato da Edoardo Boscaro, ha rischiato di capitolare. È ancora in vita la formazione di Hinestar, mancano 638 secondi alla fine del match. Andrea Della Valle non si capisce con Michele Dalla Valle, non sono parenti i due. Michele per Nawel, all'indietro per Andrea Dalla Valle, vediamo se il 73 tira, mancano 8 secondi alla fine dell'azione utile. Dalla Valle in qualche modo la pallina finisce abbondantemente fuori, si dovrà riprendere con il possesso montechiese. Allora, il direttore gara dice che ci sono ancora 2 secondi per Montecchio per tirare, quindi Hinestar consiglia al suo 73 di tirare subito in porta, vediamo se sarà così. Infatti il cronometro dei 45 si fermerà a 2. Vediamo l'allineamento del display dei 45 secondi, eccolo lì, si ferma a 2. Nawel Callo per Andrea Della Valle, tiro strozzato, suona la sirena, possesso sarà trissinese. Dalla Valle bene su Carpinelli, meglio di lui addirittura Gioele Lazzari. Carpinelli tira, pallina che resta lì, Dalla Valle il suo bel da fare contro Nicolas, però guadagna il possesso, blocco di Nicola Pozzo, bene per Andrea Della Valle di davanti, circonnaviga i pali di Flaminio il 73, allora Andrea Della Valle cerca di districarsi nel traffico, commette anche fallo numero 12 a carico di Trissino, 12 anche a carico di Montecchio, pallina che resta lì in buca d'angolo. Duello fra Pozzo e Tognetti, all'indietro il 5 per il capitano Gioele Lazzari, per Luca Fortuna, velocemente Carpinelli per Tognetti, ora Lazzari, mette nel mirino Nicola Pozzo, più veloce di lui Nawel Calvo, contropiede di Montecchio, bene con Andrea Della Valle, la prima resta lì,
tenta il tiro, finisce sulla balaustra Nahuel, proprio con l'ultima parte utile del bastone Nahuel è riuscito a indirizzare il tiro, era debole e centrale, nessun problema per Ray Flaminio, e allora con la bava alla bocca Nahuel Calvo da solo contro tutti, con una stecca dietro, la pallina resta lì, ci sarà ingaggio, scatenato Nahuel Calvo in questa porzione di gara, se ne esce Gioele Lazzari, fa spazio a Ceretta. Di nuovo da rifare con gioco di stecca, il signor Marcolini dice non va bene. Prendiamo anche noi fiato perché veramente è stata una partita che non ci ha dato un minimo di tregua. Allora rientra Franco Giuliani per Michele Dalla Valle, tiro debole. Nicola Pozzo con Ceretta su di lui, riparte Carpinelli, Nicola Scarpinelli si fa tutta la pista, porta a spasso Giuliani e Pozzo, ripiega su Ceretta, applauso virtuale di Dennis Boscaro a cui piace questo modo di gestire la pallina. Andrea Tognetti sempre per Nicola Scarpinelli, per Fortuna contro Calvo, allora Carpinelli contro un altro argentino, Nahuel Calvo. Pozzo, Nicola in avanti, Nahuel Calvo sguscia contro Carpinelli, non fischia il signor Marco Lindici che va bene così, spera sempre Montechiese, bravo Nahuel, deraglia per ora il 22, riparte Trissino, lascia correre il direttore di gara, Tognetti a terra e ora ci sarà sì il fallo di squadra numero 13, attenzione a due falli dall'altro bonus Trissino, magia del 5 del San Juan e sarà una punizione di prima, dice il signor Marcolin. Attenzione, ennesimo turning point della partita, vediamo chi finirà sul dischetto dai tiri più distanti. Sembra l'indiziato sia proprio Nahuel Calvo, Nahuel che ne ha segnato già uno, quindi tenterà il bis. Nahuel Calvo pronto a guadagnare il dischetto. Partita appesa veramente a un filo, 7:32 sul cronometro alla fine, Nahuel Calvo di nuovo sul dischetto delle punizioni di prima, fischio in bocca per Marcolini, fischia, gancio contro gancio, guarda negli occhi Ray Flaminio e pareggia i conti Nahuel Calvo. Ma che giocatore è Nahuel Calvo, 26 gol in 15 partite di A2, impatto devastante del ragazzo ex Studiantil che praticamente da solo riporta in parità il match. E allora vediamo se l'inerzia del match sarà per la formazione di Inestar, che agguanta il pareggio dopo essere stata sotto addirittura per 3-0 dopo un tempo e un minuto. Franco Giuliani per Nahuel Calvo, mi chiedo come fai a tirar fuori uno così, veramente è rimasto sempre in pista. Primo tempo al piccolo trotto per il sanguanino numero 22, poi come un'ira di Dio si è scatenato nella ripresa, due punizioni di prima, tanta qualità, tanta garra, tanto possesso come in questo caso. Attenzione, ancora 5 secondi, riparte ora Carpinelli in avanti, bellissima partita ora con Trissino che non ci sta, la riprende per un attimo ancora Nahuel Calvo, giocatore a mio avviso di un'altra categoria. Ceretta in mezzo, inibisce Zanfi, riparte Michele Dalla Valle, ancora per Nahuel Calvo, Nicola Pozzo taglia in mezzo, controllato il sanguanino,
stampato sulla balaustra, va tutto bene per il direttore di gara. Ora Ceretta, Simone, 2 maglie, soprattutto questa qua che gli fregano la pallina. Franco Giuliani da solo, Franco Giuliani in mezzo per Nahuel Calvo, e prima altruista e poi con una costanza di azione, però avevano chiamato subito il gol, anzi no, ingaggio. Abbiamo visto la pallina che è finita in fondo al sacco. Ora vediamo con Davide Meneghello cosa è successo, siamo curiosi, perché prima passa per Nahuel Calvo, poi tenta il tiro, la pallina finisce chiaramente in fondo al sacco, però il direttore di gara alza 2 dita al cielo, fischio che ovviamente non siamo tenuti a commentare le decisioni arbitrali, però mi sembrava abbastanza chiaro il fatto, con la sfera che era finita abbondantemente alle spalle di Ray Flaminio. Franco Giuliani, ora per Michele Dalla Valle, legittima insomma, questa inerzia Montecchio, che è andata, possiamo dirlo, vicinissima al gol del 4. Per me c'era anche stato, però il giudice di gara dice che c'è stato qualcosa che ha indotto il fischio di un ingaggio. Tognetti per Ceretta, ancora Carpinelli, in avanti Nicolas, smanaccia Marco Zanfi, ancora Francesco Tognetti, il fratello non aggancia, Franco Giuliani con la bava alla bocca. Che pattinata Franco Giuliani per Nahuel Calvo, riparte Trissino, ottimo gioco a 2 tra Tognetti e Carpinelli, ed è proprio Andrea Tognetti che mette alle spalle di Marco Zanfi per il suo secondo gol di giornata. Che strano lo sport e l'hockey, con Montecchio che era andato vicino tanto così, diciamolo, ma il gol del 4, con 305 secondi ancora da giocare sul cronometro, e però di nuovo Trissino in vantaggio, in avanti, con il gol numero 2 di Andrea Tognetti. Andrea che con questo anche lui giocatore particolarmente prolifico, sono 26 centri in 14 partite, quindi niente male anche per il prodotto del vivaio trissinese classe 2008. Non so se Carlo Dalla Valle poi può fare una soggettiva su Franco Giuliani, con lo sguardo del guerriero che si mette lì, un po' come Achille sulla sua collina, pronto a scatenare l'ira funesta. Allora Andrea Dalla Valle ha agganciato, attenzione, fallo di squadra numero 14, luce rossa sempre dalle parti di Trissino. Mancano 4,59 sul cronometro alla fine. Franco Giuliani, Dalla Valle. Ora Francesco Tognetti, Marco Zanfi per i fotografi, para Nahuel Calvo. Ora Franco Giuliani con una mano per Nicola Pozzo, ancora Franco Giuliani, vede bene Nicola Pozzo, la pallina la tocca il 9 ma la para il 10, quindi paratona di Ray Flaminio. Veramente per un amen Montecchio non è riuscito a ripristinare la parità. Franco Giuliani in mezzo per qualcuno dei suoi, nel nulla Tognetti per Carpinelli, Dalla Valle d'esperienza, per Nicola Pozzo di prima intenzione, facile parata di Flaminio. Carpinelli per Ceretta, pallina che resta lì, Franco Giuliani cerca Dalla Valle da solo, ora è il 5. Bene per qualcuno dei suoi, proprio per Dalla Valle, che non si
non si trova con il passaggio. Ora 3,44 sul cronometro, Trissino a 14 falli, Giuliani per Nahuel Calvo, ancora Nahuel come un'anguilla in mezzo, pallina che resta lì in buca d'angolo, riparte Tognetti, Andrea, fratello gli fa il blocco, riparte Franco Giuliani, a terra Franco Giuliani, Nahuel Calvo, Tognetti prima, Carpinelli poi, ora Dalla Valle, Carpinelli, duello tra due argentini, Ceretta, Tognetti, il 3 in avanti, Franco Giuliani, contropiede, attenzione Nahuel Calvo, da solo Nahuel sbaglia un rigore in movimento, Nahuel Calvo, Franco Giuliani ancora con la bava alla bocca, deraglia Tognetti, ancora Giuliani, a terra il 5, sta succedendo veramente di tutto, ora contropiede 2 contro 1 di Trissino, bravo qui Nicola Pozzo a mettersi con il fisico, interrompere l'azione di Tognetti, pallina persa malamente da Montecchio, allora Lazzari traversa, se la ride il capitano, di nuovo contropiede Andrea Dalla Valle, bene Ray Flaminio, sono senza fiato, fallo fischiato a Montecchio, 13° fallo a carico della formazione di Hinestar, 14 per quella di Boscaro, Tognetti per Lazzari, appena colpito un palo clamoroso, pallina salta sul parquet, mette fuori casa Ceretta, riparte Montecchio, Nicola Pozzo per Andrea Dalla Valle, Giuliani dalle retrovie, allora Nahuel Calvo, punta Tognetti, lascia partire un bolide, finisce largo, Lazzari, bravissimo Nahuel Calvo, con convinzione Nahuel Calvo, la pallina si impenna, la riprende il 22, ora il 5, attenzione bomba clamorosa, prende Gioele Lazzari, mancano 96 secondi al termine di questa agguerritissima partita e ora agganciato Tognetti da parte di Nahuel Calvo, fallo di squadra, e il numero 14 anche per Montecchio, può succedere di tutto, 91 secondi alla fine, tutte e due le squadre a un fallo dal bonus, decripta Nicola Pozzo troppo velocemente per Andrea Dalla Valle, la pallina finisce lì, rimessa a Montechiese, 1,22 sul cronometro, Dalla Valle per Franco Giuliani, Giuliani per Nicola Pozzo, Nahuel, eccolo lì servito, marcature preventive lì in mezzo, Franco Giuliani stremato, riparte Tognetti, ora Ceretta in mezzo per Tognetti, pallina troppo larga, 2 maglie montechiesi su di lui, ora riparte Nahuel Calvo, tiro della disperazione però finisce troppo larga, ingaggio, pallina che finisce nel retroporta sopra la rete, time out chiesto da Martin Hinestar e ora mi fermo anch'io, 45 più 15 secondi. Allora, ultimo giro di lancette già iniziato qui alla Pala Vaccari, sono 56 secondi che separano le due formazioni dalla fine del match. Sulla pallina 2 caratterini niente male, Giuliani e Gioele Lazzari.
fischierà il signor Marcolin, blocchi dappertutto lì tra Dalla Valle e l'altro Tognetti, esterno palo colpito da Giuliani, sgomitano Giuliani e Lazzari, pallina per il 5, dice che bisogna ripartire da lì con possesso esclusivamente montechiese. Dalla Valle sulla pallina per Franco Giuliani, attenzione, 46 secondi alla fine del match, Nahuel Calvo, la pallina resta lì con Dalla Valle che schiuma di rabbia, attenzione Franco Giuliani, ci pensa un po' troppo prima di tirare, gliela porta via il difensore, attenzione fallo di squadra, eccolo qui il 15esimo e a 29 secondi dalla fine del match Trissino ha la possibilità di mettere il punto esclamativo sulla sfida con Gioele Lazzari che finisce sul dischetto dei tiri più distanti, fischia il San Marcolin, per lui, per Gioele un solo tentativo sbagliato in questo campionato, allora riparte Gioele Lazzari contro Marco Zanfi, ferma la pallina, miracolo da parte di Marco Zanfi, c'è ancora vita per Montecchio, ora contropiede, vediamo se riesce a innescarlo la formazione di Hinestar, 14 secondi alla fine, Tognetti in 3 su di lui, Franco Giuliani in avanti, con la forza della disperazione Montecchio cade a terra, Giuliani, non c'è il fallo di squadra, attenzione un secondo alla fine e finisce l'incontro con Trissino che sbanca il Palavaccari, applausi da parte dei tifosi del Trissino, si lamentano quelli di Montecchio probabilmente per quell'ultimo contatto che ha visto volare a terra Franco Giuliani, oggettivamente non mi sembrava ci fossero gli estremi per un fallo di squadra, Franco a mio avviso si è un po' lasciato andare, fatto sta che finisce la partita con Trissino che si porta a casa i 3 punti, finisce il match per 4-3 per i ragazzi di Dennis Boscaro in virtù delle reti segnate da Andrea Tognetti, doppietta, da Francesco Tognetti e da Edoardo Boscaro, per i padroni di casa 2 gol di Nahuel Calvo su punizione di prima e il gol dell'1-3 per Andrea Dalla Valle. Allora a me non resta altro che darvi anche un veloce outlook sul risultato di Seregno, con Bassano che si porta a casa i 3 punti, 7-3 per la formazione del roller di Bassano. Nel pomeriggio tiene 7-1 sul Pico Mirandola. A me non resta altro ora che ringraziare Davide Meneghello alla regia, Carlo Dalla Valle alle riprese, e direi che da Nicola Maragnin è tutto qui dal Palavaccari, la più cordiale e buona serata a tutti.